Nella seconda metà del 1500 a Firenze operavano 3 scultori, Buonarroti, Amannati e Gian Bologna. Del primo Gian Arrammo, il secondo fu toscano, il terzo non da Bologna venne ma dalle Fiandre, con nome poi italianizzato di Jean de Boulogne. Cercheremo la continuità che dal gigantismo michelangiolesco arrivò ad un aggraziato virtuosismo che troverà approdo in Italia nel neoclassicismo del Canova. Celebre è il Nettuno di Amannati, figura centrale nell'omonima fontana circondata dalle ninfe del Gian Bologna. Muscoloso, possente, fiero, domina la piazza della Signoria. Lo ritroviamo al Museo del Bargello, con altro nome, Oceano, e di un altro scultore, il Gian Bologna, che al dio marino alla forza aggiunge, grazie ad una leggera torsione, un movimento che accentua la tridimensionalità, non diversamente dal David di Michelangelo. Invero, in Leda e il Cigno, Amannati dà prova magistrale del movimento, tuttavia su un soggetto femminile. Nella suddetta fontana, la statua bronzea del Gian Bologna col collo allungato ed il corpo altrettanto ci pare memoria del gotico, della terra da cui proveniva, ed ha la compostezza naturale che ci rinvia alla notte e all'aurora nella cappella medicea del Michelangelo. Restiamo nelle grazie di Venere della Grotticella. Gian Bologna accentua la spirale che nel ratto delle Sabine diventa vorticosa. Amannati avvinghia i corpi in lotte erculee. Michelangelo l'aveva già fatto nel ratto di Polissena ed in quello della morte. Il di lui Bacco ha per forma e postura carattere efebico, né più né meno del Ganimede in partenza per l'Olimpo ambito per la sua bellezza da Giove. Ed il Mercurio di Gian Bologna è forse meno grazioso nel suo slancio? Questi aveva disposizione per la bellezza femminile. Qui vediamo Venere, sinuosa, morbida, ambita preda per il vincitore sin dai tempi dei Romani, dei Greci, che per Elena riempirono epici poemi ed oltre non andiamo.